Nell'ultima settimana in Veneto sono 79.810 i casi stimati di influenza stagionale. Secondo gli esperti si tratta dell'incidenza più alta dal 2004. Dopo 2 anni di pandemia con mascherine a proteggere naso e bocca, limitando la circolazione dei virus, ora l'assenza dei dispositivi e il ritorno alla vita sociale a pieno regime ha portato alla maggiore contagiosità e diffusione dell'influenza stagionale. Stiamo notando questa stabilità per quanto riguarda appunto la presenza del Covid nella nostra comunità. Aumenta in maniera molto leggera, mentre chiaramente l'influenza sta predominando il quadro appunto infettivo di questo periodo, quindi soprattutto per quanto riguarda l'età pediatrica. La fascia d'età più colpita è quella dei bambini da 0 a 4 anni. In azienda ospedaliera a Padova si stanno registrando in queste settimane un record di accessi al pronto soccorso pediatrico, oltre il 40% in più rispetto agli altri anni. In media circa 650 accessi a settimana, oltre un centinaio al giorno. Oltre al Covid, all'influenza, i bambini, in particolare i lattanti, stanno facendo i conti anche con il virus sinciziale che colpisce le vie respiratorie. A novembre 22 piccoli pazienti sono stati ricoverati, a dicembre in 4 giorni ci sono stati 4 ricoveri. Quali sono i segni di allarme? Prima di tutto i sintomi respiratori importanti, quindi una tosse importante, ma soprattutto più che la tosse la fatica a respirare. La fatica a respirare e la conseguente difficoltà di alimentazione. Un genitore riconosce che il suo bambino è diverso rispetto alla sua normalità. Poi ovviamente l'associazione di altri sintomi, che siano il vomito, che sia la diarrea, che sia un abbattimento generale molto più importante rispetto a quello che dà la febbre o ancora di più che persiste quando la febbre se n'è andata. L'influenza costringe a letto anche gli adulti. I medici del Dipartimento di Malattie Infettive invitano a non affollare i pronto soccorso per evitare ancora di più la circolazione dei virus. Bene ritornare ad usare le mascherine negli spazi affollati. L'appello è proprio di voler utilizzare ancora questo presidio di protezione, soprattutto per proteggere le persone più fragili che quindi possono avere le maggiori complicanze. Ricordiamo però in primis che è la vaccinazione che dovremmo raccomandare, dovremmo diffondere su tutta la popolazione, perché quello è il principale mezzo per la protezione e siamo ancora in tempo a farla.